Cos'è in breve il battito cardiaco? Il battito cardiaco normale, del quale parliamo questa sera, il battito cardiaco non è la contrazione del sangue, non è la contrazione del cuore, non è il circolo del sangue, no. Il battito cardiaco è un impulso elettrico, così cominciamo a conoscere questa cosa. Il battito del cuore è un impulso elettrico che parte dal cuore e parte da un'area precisa del cuore che è un piccolo nodo, si chiama nodo del seno, sta nella regione atriale del cuore, è vero, ed è un piccolo agglomerato di cellule nervose da dove parte l'impulso elettrico. Quando parte l'impulso elettrico, questo si propaga, su tutto in una maniera molto complessa, molto articolata, si propaga attraverso il cuore e genera la contrazione, da cui il movimento del sangue, da cui il circolo, da cui la distribuzione dell'ossigeno, da cui la vita, potremmo dire in qualche modo. Ma tutto parte da questo impulso elettrico del nodo del seno. Non solo, non è che queste piccole cellule, questo piccolo nodo di cellule agglomerate manda gli impulsi così come gli viene, come gli capita, come gli piace a lui. No, questo nodo è sotto uno stretto controllo del nostro cervello. E il controllo da parte del nostro cervello avviene per due vie principali. Una è detta ortosimpatica e una è detta parasimpatica. Per la via ortosimpatica supponiamo che la persona sia in una situazione di paura, di stress, di difficoltà. Il nostro cervello se ne accorge e manda impulsi rapidi, che noi diciamo di tipo adrenergico, al nodo e gli dice cuore accelera, in maniera che il cuore risponde aumentando la frequenza cardiaca, aumentando il battito cardiaco. Per quale ragione? La ragione è che la persona in stato di paura, pensate alle origini dell'uomo, quando arrivava il leone, la tigre, l'animale pericoloso, qualsiasi cosa, vero? Elementi della natura avversi, lui doveva reagire, doveva essere pronto a rispondere, quindi doveva avere un circolo molto attivo, molto forte, molto pronto, e l'accelerazione del battito era uno dei modi. Questo accade oggi quando uno è in una situazione nel mondo moderno di stress, di impegno, di sport ad esempio, vero? Accade esattamente la stessa cosa, così il battito si accelera, dai valori normali si accelerano. Il contrario avviene in situazioni di riposo, quando invece siamo tranquilli, riposati, in relax, senza stress o andiamo a dormire, il nostro cervello dice al cuore: guarda che adesso siamo tutti calmi e tranquilli, rallenta. Attraverso la via parasimpatica, che è l'altra via nervosa, il cervello dice al cuore di rallentare il suo battito e così la frequenza cala, il circolo cala in intensità, tutto si rallenta e si permette il riposo. Questa è un'idea molto generale di come funziona il battito cardiaco. Ecco, e adesso cosa notiamo noi nel nostro battito? Il carattere principale del nostro battito è la frequenza. La frequenza che cos'è? È il numero di battiti che il nostro cuore fa in un minuto, ad esempio. Difatti in medicina tutti i dottori, chiunque si occupa di sanità, misura la frequenza cardiaca in battiti per minuto. Volevo anche dirvi che l'attività elettrica che viene generata nel nodo del seno e si propaga nel cuore e genera la contrazione del miocardio del cuore e quindi il circolo del sangue, questa attività elettrica è quella che noi osserviamo nell'elettrocardiogramma. Questo è l'elettrocardiogramma così complicato e difficile da conoscere, da studiare, da leggere, da interpretare, è vero, non fa altro che esprimere tutti i disegnetti che vediamo su, il grafico che vediamo non è altro che l'espressione dell'attività elettrica del cuore che nasce dal nodo del seno, almeno in una situazione di normalità. Quindi quando il dottore legge il vostro elettrocardiogramma, legge in realtà la vostra attività elettrica e dice è buona, non è buona e così via. Quanti sono i nostri battiti cardiaci nel normale? Allora, per gli studenti di medicina i battiti normali vanno da 60 a 100 al minuto. In media noi possiamo dire che intorno a 65, 70, 75 battiti è una situazione di normalità. E il paziente, la persona che è a casa da sola e vuol fare questo controllo, che io considero anche un buon controllo, perché poi vedremo che il battito più è calmo, tranquillo, meglio è anche per la salute. Ne discuteremo nella puntata prossima, se accadrà.
Vero, cosa può fare il paziente? Può automisurarsi il battito, che sarebbe una pratica tanto semplice quanto utile, ad esempio al mattino, quando si alza, prima della colazione, in situazione di riposo, si mette seduto, tranquillo, aspetta 2 minuti, 3 minuti di essere rilassato e poi prende il suo pollice e lo appoggia sull'arteria radiale, vuol dire sul polso, dove sente il polso, il battito, e misura per 1 minuto i battiti. Ok? Nella situazione di normalità questi viaggiano intorno a 60, 65, 70, 80, intorno a queste misure qua, ma se il battito è 40 è un po' basso, il maratoneta può averlo, oppure in certe malattie, ma normalmente uno non ha 40 battiti. Coppi aveva 40 battiti, ma non noi poveri mortali usualmente. Oppure il battito può essere 95, 100, può avere queste misure qui. Allora è un battito accelerato, ad esempio perché uno è in stato di ansietà o in stato di stress, oppure per ragione di malattia. Tanto più ci si discosta dalla media normale, soprattutto verso l'alto, tanto meno favorevole è la situazione. Questa è un'idea di base. Così noi abbiamo, in questo breve colloquio, abbiamo capito che è molto importante conoscere il proprio battito, avere un'idea della misura media che è intorno a 60-70 battiti, discostarsi da questa media non è generalmente buono se non ci sono situazioni particolari, ed il controllo del battito è una cosa utile per il paziente. Tanto più sta basso nei limiti della norma, tanto più la cosa è benefica.